Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre e in primo piano oggi la cronaca con una tragedia avvenuta in Valsugana. La vittima è una religiosa, ma ce ne parla subito, la vedo sullo schermo, la nostra Chiara Gaiani che si trova sul posto a Rosà. Chiara, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Stava proprio uscendo da casa sua, l'Istituto Palazzolo delle Suore Poverelle, Suor Ferdinanda Ferraro, 87 anni. Erano le 7:20. Come tutte le mattine, Suor Ferdinanda stava andando alla messa in parrocchia alle ore 8. Fatti proprio pochi passi, ha tentato di attraversare la statale Valsugana, più o meno all'altezza di questo punto. Qui vedete ci sono le strisce pedonali, quando un mezzo pesante che proveniva da Bassano l'ha investita in pieno, senza poi fermarsi a soccorrerla. I primi soccorsi, c'è un'ambulanza che arriva anche in questo momento, sono stati prestati proprio da un'ambulanza del SUM 118 che stava arrivando da un altro soccorso, si è fermata, le sue condizioni sono apparse da subito disperate, sono volate fuori dall'istituto anche le consorelle, sono stati avvisati i parenti di Suor Ferdinanda perché era originaria proprio di Rosà. Per lei non c'è stato nulla da fare. Sono iniziate subito le indagini, come potete vedere anche dal traffico di questo momento. La statale Valsugana resta una statale trafficatissima che taglia in due il centro abitato di Rosà. Erano le 7:20, non c'era nebbia in quel momento. Gli agenti della polizia locale che stanno conducendo le indagini hanno iniziato subito a lavorare, raccogliendo tutte le immagini delle telecamere, sia cittadine sia le immagini dei privati. Il probabile investitore, il possibile investitore è stato identificato dalla targa. Si tratterebbe di un automezzo polacco che è stato fermato a Fontaniva, siamo nel Padovano, a circa una decina di chilometri da qui. Ovviamente si sentirà la testimonianza di quest'uomo. Pare, tra le possibilità, che non abbia visto Suor Ferdinanda per la posizione del posto di guida dell'uomo. Le indagini sono in corso, alcuni sviluppi si attendono già nel primo pomeriggio. Nel frattempo il corpo di Suor Ferdinanda è stato portato all'obitorio di Bassano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che deciderà ovviamente come e che cosa accadrà nel prosieguo delle indagini. Se non ci sono domande da studio, Daniela, io da Rosà ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie davvero Chiara, grazie, insomma purtroppo una notizia che non vorremmo mai sentire. Grazie Chiara, noi andiamo avanti, parliamo di migranti, lo vedo già sullo schermo e lo presento immediatamente, è Fausto Biloslavo. Buongiorno. Eccoci, salve. Buongiorno. Salve. Insomma, noi siamo abituati in realtà a sentire parlare di migranti, l'abbiamo visto, sono arrivati una cinquantina, scusate, nel Veneto pochi giorni fa, e siamo abituati un po' a parlare dei migranti che arrivano via mare, però c'è una rotta, quella balcanica, di cui si conosce, ma se ne parla forse troppo poco, e da lì ne arrivano anche tanti. È rotta semi-invisibile, quantomeno dimenticata, totalmente dimenticata. Tra l'altro una rotta dove vengono rintracciati ben più migranti di quelli che sono sbarcati via mare, perché lungo la rotta balcanica sono oltre 100.000 i migranti quest'anno, con un aumento del 170% rispetto allo scorso anno. Ovviamente non arrivano tutti da noi, perché molti puntano a Nord Europa. Queste sono alcune foto che ho scattato proprio in questi giorni, ma oltre quasi 12.000 sono appunto arrivati in Friuli, Venezia Giulia, e poi si spostano verso il Veneto, verso altre parti d'Italia, anche verso altre nazioni europee. E Trieste e anche Gorizia sono di fatto i capolinea di questa rotta. E tra l'altro l'aspetto curioso è che questi che vedete sono afghani, no? Afghani che alcuni venivano anche da Herat, dove avevamo la nostra base, alcuni diversi sono ex militari. Però le novità sono anche che l'altro giorno hanno intercettato la polizia di frontiera 50 migranti, ovviamente economici, provenienti dal Burundi, no? E ci sono stati anche alcuni cubani
che arrivano addirittura col volo perché non hanno bisogno di vista a Mosca, poi a Belgrado e poi si immergono nella rotta balcanica. Tu li hai sentiti, hai parlato con loro, che cosa ti dicono? Perché insomma è una, diciamo, è lungo il tragitto per arrivare e per raggiungere Trieste. Sì, è lungo, ci mettono anche un anno, sto parlando di quelli che arrivano dai paesi dell'Asia, appunto Afghanistan, Bangladesh, Kashmir. Mi ha colpito non più un ragazzo perché avrà avuto una trentina d'anni, questo migrante dal Kashmir che ci aveva messo appunto circa un anno e che era appena arrivato l'altro giorno di notte, aveva tranquillamente passato il confine a piedi con la Slovenia perché non esiste confine essendo nell'Unione Europea. E mi diceva, gli ho chiesto ma quanto hai speso, insomma, no? Ma per tutto il viaggio 9.000 euro. Ma la domanda è, vengono via mare, vengono ovviamente via... So, perché mi stanno chiamando purtroppo, sì, un attimo. Certamente. Intanto lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche davvero spesso, ne arrivano tanti, insomma c'è adesso anche un problema di accoglienza con strutture che sono davvero piene. Parlavamo, ne arrivano da mare, ne arrivano via terra e insomma diventa una situazione, ormai lo è da sempre, una situazione che è difficile da controllare. Sì, perché se calcoliamo gli 80.000, anche più, tra l'altro ormai sono 90.000 che sono arrivati via mare, no? E ovviamente il grosso, però anche questi 12.000 via terra che non vengono conteggiati nelle statistiche sul sito del Ministero degli Interni, siamo già oltre 100.000 persone. E quindi torniamo a quel periodo 2016-2017, queste sono le foto proprio delle file ogni mattina fuori dalla questura di Trieste, che poi dopo si presentano per avere il pezzo di carta. La parola che sanno, l'unica magari parola in inglese è asylum, alzano il dito e dicono asylum, cioè asilo, e i poliziotti non possono, ovviamente gli agenti non possono fare nulla. E dicevo che siamo oltre i 100.000, insomma, quindi cominciano a diventare numeri importanti e allarmanti che ci riportano al 2016, 2015, 2017, insomma, si stanno facendo dei passi indietro. Per questo penso che bisogna tamponare questo fenomeno, ovviamente si tampona soprattutto alla radice. Ecco, si parla anche, l'abbiamo sentito, della cooperazione della collaborazione con l'Unione Europea, non so se Fausto è ancora ecco qua, sì. Con l'Unione Europea in realtà abbiamo visto con la Francia già insomma i primi attriti. Sì, come dire, i primi attriti che un po' anche mi fanno sorridere, no? Perché se pensate, a parte che la Francia sui famosi 3.500 che doveva accogliere, adesso non li accoglie più, ne ha accolti 38, no? Quindi i numeri sono questi, ma pensate che adesso a Ventimiglia, cioè dall'altra parte dell'Italia, no? Sulla frontiera ovest, che anche quella non c'è più appunto perché siamo nell'Unione Europea, la Francia ci rimanda tranquillamente indietro tutti i migranti che magari arrivano dalla rotta balcanica e passano tutto il nord Italia e poi vogliono andare in Francia. Ci rimanda indietro tutti, compresi i minori, e che nessuno potrebbe rimandare indietro comunque, nel senso che i minori non accompagnati per una convenzione dell'ONU bisogna assolutamente accoglierli. Invece noi al confine con la Slovenia non possiamo riammettere i migranti che vengono intercettati a ridosso del confine. In realtà lo potevamo fare fino a un anno o due fa, poi le solite ONG hanno montato un caso di un pakistano che sarebbe stato malmenato dalla polizia, poi si è dimostrato che tutto questo è finito in una bolla di sapone, ma di fatto le riammissioni con la Slovenia si sono bloccate, forse anche perché gli accordi non erano così ben strutturati. La domanda è perché non facciamo degli accordi con la Slovenia nel bene o nel male e facciamo esattamente quello che stanno facendo i francesi, che ci rimandano i migranti in casa e noi rimandiamo i migranti che arrivano lungo la rotta balcanica. Io ti farò un'altra domanda, so che tu hai tempo insomma stretti perché sei in partenza, ma sei stato in Ucraina, hai visto la situazione attualmente oggi.
Abbiamo visto sui giornali le ultime notizie, che cosa sta accadendo? Ma oggi allora, sta accadendo che la guerra purtroppo va avanti, ma per fortuna, io lo scrivo da un mese, e ci sono dei piccoli spiragli di speranza per una possibile trattativa, che poi si vedono anche sul terreno col ritiro delle truppe russe da Kherson, che è la prima città effettivamente riconquistata, liberata dagli ucraini, una grande città con 300.000 abitanti. E quindi speriamo che anche il periodo invernale, che solitamente rallenta le operazioni, porti consiglio a tutti per intavolare un vero negoziato che può cominciare solo con un cessate il fuoco. Queste le immagini che ho girato, insomma, durante i miei 100 giorni appunto sul filo del rasoio, sui vari fronti ucraini. Purtroppo penso che ci saranno vari ostacoli, vari trabocchetti, vari problemi da tutte e due le parti, insomma. Anche gli ucraini adesso giustamente, no, sono ringalluzziti da queste vittorie, da queste riconquiste, che anche se poi non sono proprio riconquiste in battaglia, per fortuna, perché sennò sarebbe stato un'ecatombe, ma perché i russi sono ritirati. E quindi avremo fino, penso, a febbraio questo periodo di possibile, cosa che io spero e auspico, inizio di una trattativa che in realtà è già iniziata da un mese con canali segreti sotterranei a livello di servizi di intelligence fra russi e americani. Speriamo che questa cosa abbia uno sblocco concreto, e magari con dei negoziati a Istanbul, in Turchia, e che porti a qualcosa di positivo, perché altrimenti a febbraio ricominciano a darsene di santa ragione, quando cioè i russi avranno tutti i loro riservisti, si sono trincerati sulle loro posizioni, puntano sempre a prendere il pezzo del Donbass che gli manca, cioè il 45% della regione di Donetsk, e gli ucraini anche saranno comunque non solo rinforzati dalle vittorie, ma anche decisi e fermi nel liberare i loro territori. Quindi si rischia, a un anno dall'inizio del conflitto, l'invasione è iniziata il 24 febbraio, o c'è la speranza della pace, oppure scivoliamo in una guerra ancora più devastante, ancora più terribile, una guerra che potrebbe essere senza fine. Che noi davvero speriamo non accada, perché insomma abbiamo visto quello che sta accadendo. Fausto, io ti ringrazio davvero, perché so che sei davvero di corsa. Grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie Fausto. Andiamo avanti, vorrei subito, se riesco a lanciarvi il sondaggio che vi proponiamo noi oggi, eccolo qui. Lo vedete, gas, trivellare anche in Veneto. Se siete d'accordo, componete lo 0422162691. Ne abbiamo parlato fra l'altro proprio nei giorni scorsi con anche il presidente Zaia, che diceva assolutamente no, il Veneto ha già dato. Se invece non siete d'accordo, 0422162690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring in prima serata questa sera. Ed ora continuiamo con la cronaca, con un'operazione che arriva da Napoli, ma che coinvolge anche il Veneto, le province di Treviso e di Verona. Volevano compiere eclatanti azioni violente sia nei confronti di civili sia nei confronti di appartenenti alle forze di polizia. Alcuni dei componenti dell'associazione sovversiva di stampo neonazista, negazionista e suprematista denominata Ordine di Hagal, con sede a Marigliano in provincia di Napoli. Sull'associazione si sono concentrate le indagini coordinate dalla Procura di Napoli, iniziate nel 2019 e che già a maggio e ottobre del 2021 erano culminate nell'esecuzione di 30 perquisizioni. L'ordinanza emessa oggi dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea è stata eseguita da Digos e Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Contestualmente sono state eseguite anche 26 perquisizioni personali domiciliari ed informatiche nelle province di
Napoli, Avellino, Caserta, Milano, Torino, Palermo, Ragusa, Treviso, Verona, Salerno, Potenza, Cosenza, Crotone. Nei confronti di altre persone, alcune indagate ed altre emergenti dalle indagini, poiché in contatto con le persone arrestate attraverso i social e i canali dedicati nel complesso circuito nazionale neonazista. Ed ora andiamo avanti con la cronaca da Padova. C'è stata un'operazione in carcere, un'operazione di droga, vediamo. Gestiva un traffico di droga dalla cella. È un ergastolano di 45 anni di San Donà di Piave, condannato per l'omicidio di 2 narcotrafficanti albanesi nel 2003, il vertice dell'inchiesta della Procura di Padova, che ha fatto luce su un giro di stupefacenti al Due Palazzi. La Procura, nei giorni scorsi, ha svolto delle perquisizioni nelle abitazioni di persone vicine all'uomo. Al momento 6 persone risultano indagate, 3 sono detenute, 3 invece sono a piede libero e sono indagate per detenzione di stupefacenti. Nell'inchiesta sembra essere coinvolta anche un'avvocatessa di Udine, che però nega ogni coinvolgimento. Secondo le indagini, l'ergastolano era riuscito a far entrare in carcere cellulari e un PC attraverso i quali gestiva il traffico. Poi si faceva pagare su carte prepagate intestate a dei prestanomi. Avrebbe organizzato l'arrivo in carcere di mezzo chilo di cocaina nascosta in pacchi contenenti prodotti di bellezza. Ed ora una notizia che arriva da Venezia, un incidente nautico questa mattina dove un ferryboat di linea si è scontrato contro un vaporetto, probabilmente per la scarsa visibilità causata dalla fitta nebbia. Secondo le testimonianze dei presenti, all'interno del vaporetto pesantemente danneggiato a causa dello schianto si trovavano almeno 6 persone, una delle quali ferita è stata condotta in ospedale dal SUEM. È sempre in mattinata la prontezza di riflessi e la frenata vigorosa di un comandante dell'Enea 2 diretta a San Marco ha impedito invece che un altro vaporetto andasse a scontrarsi contro un mezzo di Ali Laguna in navigazione lungo il canale della Giudecca. Questo appunto per la fitta nebbia che c'era nel veneziano questa mattina. Ed ora andiamo invece a Padova. Sono iniziati in tribunale ieri gli interrogatori agli indagati sui lavori allo stadio Euganeo. Nulla di fatto al primo incontro con il giudice. Non ha risposto al giudice l'imprenditore edile Giovanni Vattiato, titolare dell'impresa Tecnoedil di Capriolo nel Bresciano. L'interrogatorio con il GIP Elena Lazzarin è stato velocissimo. L'impresario è indagato per appalto illecito e sottoposto alla misura interdittiva che per 3 mesi gli vieta di trattare con la pubblica amministrazione. La Tecnoedil, come è noto, ha avuto in appalto dall'impresa Estil i lavori per il rifacimento della nuova curva sud dello stadio Euganeo. La Procura sta indagando se la procedura del subappalto non sia stata aggirata con più contratti di subaffidamento. Questo l'illecito che viene contestato a Vattiato, al titolare della ditta che si era aggiudicata l'appalto dal comune, la laziale Estil, e ai tecnici del comune di Padova Stefano Benvenu e Giuseppe Peruzzi. Mercoledì 16 l'interrogatorio dell'ingegnere Elio Scirocchi, legale rappresentante della Estil. Il cantiere intanto rimane sotto sequestro. Il comune ha tempo fino a venerdì per chiederne la riapertura. Finite questo cantiere, rispettate gli ultras, i tifosi padovani tutti. Pretendiamo sincerità, serietà e rispetto, scrivono gli ultras del Padova in un comunicato che prosegue così. Sappiate che la misura è colma e per amore siamo pronti a tutto, anche a proposte o scelte drastiche. Ed ora invece andiamo a Venezia, lo vedo sul nostro schermo il nostro Filippo Fois per parlare di medici di famiglia che sappiamo sono carenti nel Veneto. Sentiamo quali sono le proposte del Partito Democratico. Filippo, buongiorno. Spettatori, accanto a me la consigliera regionale del Partito Democratico Veneto, Anna Maria Bigon. Il Partito Democratico oggi presenta qui a Venezia, la seconda parte di una ricerca sui medici di medicina generale nella nostra regione. È una situazione difficile perché manca del personale. Voi tra l'altro avete approfondito 2 tematiche differenti. Nel frattempo vedo anche Giacomo Possamai, che è il capogruppo del Partito Democratico. Venga pure Possamai, siamo tutti assieme così introduciamo entrambe le tematiche. Allora, da un lato voi avete completato questa ricerca, io chiedo a chi vuole prendere la parola che cosa esce, quindi qual è il quadro dei medici di medicina generale in Veneto?
Beh, la situazione è grave, di fatto noi dobbiamo assolutamente cambiare rotta e quindi cercare di integrare quelle che sono le zone carenti. È evidente che le zone carenti sono tantissime, per cui difficilmente potranno essere supportate e integrate immediatamente. Quindi che soluzione diamo? Diamo una soluzione molto pratica, che è quella in primis di introdurre degli amministrativi all'interno degli studi medici che lavorano soprattutto da soli, che sono oltre il 50% del totale di medici, e quindi levare quella grave forma burocratica del loro lavoro, cercando di ampliare quello che è il numero che possono tenere. Dall'altro punto di vista noi dobbiamo supportare il tutto con dei micro team, ossia quindi non solo aspetto amministrativo ma anche infermieristico, anche in collaborazione tra più studi nelle zone ad esempio disagiate, che non possono fare medicine integrate, e nello stesso tempo cercare di dare incentivi e quindi dar loro la possibilità di aumentare quello che è il numero, perché abbiamo circa 800.000 cittadini senza medico di base in Veneto, perché se noi facciamo il conto di circa 600 zone carenti, la media di 1.500 ognuno, quindi abbiamo tantissime zone scoperte, cittadini che hanno bisogno di sostegno. E hanno sempre più bisogno di sostegno, mi verrebbe da dire, perché un altro degli aspetti che voi avete analizzato in questa ricerca è il fatto che con una popolazione sempre più anziana, chiaramente c'è sempre più bisogno di rivolgersi a un medico di medicina generale. L'invecchiamento della popolazione sta cambiando anche il numero di accessi poi ai medici di medicina generale. Sì, ci sono due grandi temi. Uno è il numero dei medici di medicina generale, nel senso che già oggi, lo diceva bene Anna Maria Bigon, mancano tanti medici di medicina generale. 586 sono le cosiddette zone carenti, come diceva prima, e quindi o quasi 600 medici che mancano perché non coprono un territorio, e questo è un aspetto, e la ricerca che abbiamo fatto dimostra un punto molto importante, cioè che purtroppo non siamo ancora arrivati al peggio. Il peggio sarà nel 23 e nel 24, quando avremo il picco dei pensionamenti. Questo è in gran parte per responsabilità della Regione, che in questi anni non ha messo abbastanza borse di studio. Siamo la regione italiana che ne ha messe di meno in rapporto alla popolazione, e questo è un punto centrale. E l'altro punto è quello che diceva lei invece, e cioè che la popolazione veneta, come tutta la popolazione italiana, sta invecchiando. Nell'arco di 20 anni tendenzialmente avremo 4.600.000, 4.700.000 cittadini in Veneto. Oggi sono poco meno di 5 milioni, quindi calano, ma aumenta in maniera esponenziale il numero degli over 65, che diventano quasi 500.000 in più di oggi. Qual è il punto? Che la ricerca dimostra, ma devo dire è un'esperienza che facciamo tutti noi, non serviva una ricerca, la ricerca lo dimostra in maniera specifica, che naturalmente sono i più anziani a rivolgersi di più al medico. Tanti anziani si rivolgono al medico anche 3 volte al mese, e il carico di lavoro del medico non è dato solo dal numero di assistiti che ha, ma da quante volte gli assistiti lo chiamano. Faccio un esempio, io avendo ancora poco più di 30 anni, dal medico di base se ci vado tanto, una volta all'anno. Mia nonna ci va tutti i mesi, e quindi per il medico quello è un carico completamente diverso. Tra l'altro proprio qua in Regione erano stati presentati i risultati di uno studio di recente dell'Istat, in cui si osservava come il Veneto è passato da 90.000 nuovi nati negli anni 60 a 30.000 nuovi nati in questi anni, per cui un terzo della popolazione. Perde il Veneto credo circa 5.000 abitanti all'anno, e le previsioni per i prossimi 20-30 anni sono che 1 su 4 avrà più di 65 anni. Voi avete anche coniato uno slogan: nessuno resti senza medico di famiglia. Ma il medico di famiglia è un punto di riferimento importantissimo, perché è tipico della sanità pubblica, però il medico di famiglia deve avere delle caratteristiche fondamentali: prima di tutto la continuità, e poi il rapporto di fiducia, perché con queste due caratteristiche si arriva alla prevenzione, che è tipico della sanità pubblica, e poi diminuisce quelli che sono i costi, ma dall'altra parte aumenta quello che è il benessere, e quindi è fondamentale anche per il rapporto, appunto, come dicevo, di fiducia. Quindi dobbiamo assolutamente investire lì, anche per evitare gli accessi al pronto soccorso. Abbiamo visto cosa sta succedendo nelle zone soprattutto carenti: aumentano tantissimo gli accessi ai pronto soccorsi, tra l'altro pronto soccorsi esternalizzati in buona parte nel Veneto, con carenza di personale immensa. Ne mancano oltre 270 di medici nei pronti soccorsi, per cui
è una situazione veramente da rivedere completamente. Oggi, tra l'altro, c'era anche un presidio davanti all'altra sede della regione, dove è stato anche lei, Possamai, in questo caso si parlava di IPAB, hanno manifestato i sindacati di fronte alla sede della giunta regionale, qui siamo al Consiglio regionale, anche lì la situazione come carenza di organico e denuncia dei sindacati molto molto grave. La prima denuncia è che in Regione Veneto attendiamo da oltre 20 anni la riforma delle IPAB, siamo rimasti l'ultima regione italiana a non aver ancora fatto la riforma e questo negli anni ha indebolito in maniera pesantissima le IPAB, quindi le residenze per anziani del nostro territorio. C'è un tema di personale, assolutamente sì, ma c'è anche un tema di investimenti. Se per 20 anni non investi, non dai alle IPAB la possibilità di investire sulle strutture, sui macchinari, sul personale ovviamente, è chiaro che quando si arriva al dunque, e purtroppo oggi ci siamo al dunque, basta guardare cosa sta succedendo con il caro energia, quel caro energia impatta in maniera pesantissima e quindi che cosa succede? Che le IPAB sono costrette a riversare la mancanza di investimenti anche della regione di questi decenni sulle famiglie degli ospiti. Già negli ultimi 13 anni a causa della mancata rivalutazione delle impegnative le rette oggi sono cresciute di 400 euro rispetto al 2009 e stiamo vedendo in questi giorni come tutte le IPAB del Veneto stanno alzando le rette perché siccome non ricevono aiuti, contributi in questi anni sono state abbandonate, si ritrovano costrette a andare a chiedere alle famiglie le risorse per andare avanti. Siamo in chiusura di collegamento, un'ultima domanda che volevo rivolgervi, grazie a Possamai, sappiamo perché ci sono i lavori in corso, giustamente, noi rubiamo ancora un istante ad Anna Maria Bigon. Tutta questa enorme mole di lavoro di dati che avete raccolto in questo periodo, poi troverà, sfogo in una proposta che voi farete qui di fianco in Consiglio regionale? Assolutamente sì, allora abbiamo fatto più proposte. Da una parte abbiamo cercato di rendere più attrattiva questa specialità perché adesso abbiamo anche un altro problema che è quello che pochi medici laureati si iscrivono al corso di formazione. Per cui per assurdo anche aumentare le borse di formazione non è detto che queste vengano coperte tutte perché la materia non è attrattiva. Quindi abbiamo depositato a mia prima firma proprio la settimana scorsa un progetto di legge per rendere la formazione è una specialità universitaria, fatta da universitari, soprattutto però tenendo conto che la formazione deve essere fatta anche dei medici esperti nel territorio, perché giustamente ogni territorio ha la sua specificità. Bene. Ecco, no, un altro discorso è appunto quello di dare delle proposte alla Regione perché non possiamo più fare proposte tampone che non risolvono i problemi e che lasciano i cittadini senza medico e senza un riferimento. Noi dobbiamo fare delle proposte, le facciamo, che la Giunta regionale deve accogliere perché la salute è fondamentale e passa dalle cure primarie. Certo, quindi diciamo una riforma strutturale, non provvedimenti tampone. Noi ringraziamo anche Anna Maria Bigon che adesso chiaramente è chiamata al suo dovere istituzionale in Consiglio Comunale, grazie. E Daniela, io ti restituirei la linea. Grazie davvero, grazie Filippo. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, la vedo già sullo schermo, l'assessore Elena Donazzan, l'assessore regionale istruzione e lavoro, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, io partirei subito con la notizia che è apparsa oggi nei titoli dei giornali con professori promossi, addio alle classi, è polemica ovviamente la protesta dei genitori, hanno vinto il concorso e quindi c'è una mobilitazione importante di docenti, di professori. È l'ultima coda di una gestione, così fatta storicamente male quando parliamo di concorsi nella scuola, quando parliamo di immissioni nel ruolo, perché bastava per esempio dire adesso vincitori di concorso bene, graduatorie definite bene, si entra a partire dall'anno prossimo, non da metà anno. È questo che sta generando una grande confusione. Io credo che ci serva solo del buon senso, no? Perché poi questi magari sono persone che stanno attendendo da tanti anni, che hanno provato a fare il concorso anche della vita ed è giusto che sia così e quindi sono pieni di aspettative, ma non è colpa loro se oggi sono chiamati a dismettere un incarico e a spostarsi, non saranno felici neanche loro. Ci sono persone che hanno fatto tanta fatica anche
a trovare un minimo di stabilità nei primi mesi del loro incarico. Quindi bastava o basterebbe dire si entra in vigore, come dovrebbe accadere sempre, con la fine dell'anno scolastico che termina e con l'avvio di quello necessariamente che parte. Questo invece non accadrà e quindi questo comporterà questa mobilitazione, ovviamente classi che rimarranno con sempre con insegnanti a supplenza per un periodo. Guardi, Daniela, io mi immagino le persone che oggi la stanno ascoltando, che ci stanno ascoltando, no? Che magari ritengono semplicemente che quello che io sto dicendo è una questione di buona fede e anche di buon senso. La buona fede è perché un concorso genera aspettative nella vita delle persone ed è giusto che si facciano anche i concorsi per dare una prospettiva di vita agli insegnanti che sono così, insomma, maltrattati come reputazione. Dall'altra però il buon senso ci fa dire che a metà di un anno, all'inizio già avanzato di un anno scolastico, guardi che ormai siamo già con la testa alle vacanze di Natale, il che significa avere già improntato un programma definito, non solo il programma di lavoro dentro una classe, ma dentro una scuola, quando parliamo di dirigenti. Ma è una cosa di buon senso dire non si entra subito, hai vinto, si è vinto e si entra nell'anno successivo. Io credo che dovrebbe essere vietato fare i passaggi durante l'anno scolastico, perché i ragazzi, i bambini sono in enorme difficoltà quando perdono il riferimento e anche l'insegnante non può fare una buona programmazione, che è il suo obbligo fare. Io con lei vorrei anche trattare di un altro argomento che riguarda il lavoro e l'immigrazione. Qualcuno dice la manodopera non c'è e servono i migranti. Le farei vedere però prima, parlando di lavoro e immigrazione, nel corso di Ring, Ksraji, vicepresidente della Consulta Immigrazione del Veneto, ha parlato proprio di questo aspetto, anche dopo la presa di posizione delle categorie economiche. Lo guardiamo insieme, Assessore, poi magari facciamo proprio un commento su questo. L'economia veneta chiede un sacco di manodopera, quindi bisogna avere delle risposte su questo. Quindi chi viene accolto nel mondo dell'economia. Queste persone che hanno trovato lavoro in questi anni, tra quanti avete accolto voi, e dice il 95% hanno trovato un'occupazione nelle imprese, dove? Sì, che settore? Varie imprese tipo ristorazione che cercano in modo disperato la manodopera perché gli italiani non lavorano sabato e domenica, neanche i giorni feriali, quindi l'immigrato è disposto a fare questo lavoro. Poi l'agricoltura è un lavoro pesante, sì. Nessun trevigiano lo trovi che fa questo lavoro, giovane trevigiano che fa questo lavoro. Però il problema è ben altro, nel senso che noi dal 2015 che abbiamo questa emergenza, e questa emergenza deve essere in qualche modo gestita politicamente. È vero che lei dice che non è più conveniente fare accoglienza? E adesso con l'aumento non conviene, ma proprio non conviene, pagando la manodopera, pagando il cibo, pagando le bollette d'utenza, non è che ti rimani... Cioè, diciamo, il mondo dell'accoglienza non conviene più? No, non conviene più. Assessore, due aspetti, quello del lavoro, come insomma, i migranti che insomma, possono fare lavori che forse altri non vorrebbero fare, e invece l'altro aspetto importante che è quello dell'accoglienza, dove lui dice ora non conviene più. Parto dall'ultima, Daniela, perché la trovo un'affermazione forte. L'accoglienza non dovrebbe convenire. Cosa vuol dire? Che ci lucriamo sulla gestione delle persone, che qualcuno sia arricchito, ma questo lo sapevamo. Quando abbiamo visto e abbiamo denunciato, io personalmente l'ho fatto in diversi modi, il grande affare dell'accoglienza, cooperative nate dal nulla, e attenzione, così vanno anche a distruggere le buone cooperative e la buona cooperazione, ma cooperative nate dal nulla, società che passavano
da 10.000 euro di capitale a 2 milioni, 3 milioni di euro di ricavi. Ho visto occupati stabili, vecchi, fatiscenti, con dell'umanità lì dentro stipata. Abbiamo visto tutti gli avvisi pubblici, perché erano pubblicati sui nostri quotidiani, perché nel nome della trasparenza, guardi che si fa tutto, si pubblicavano gli avvisi del Ministero degli Interni, ancora quando insomma c'era il grande affare dell'accoglienza, dove si diceva che a ogni immigrato bisognava dare 2 tutte, 4 magliette, 5 paia di mutande, 2 lenzuola. E questo kit, per chi se lo vedeva assegnato con un avviso pubblico pubblicato ed una offerta fatta, insomma ha fatto sì che tanti soldi transitassero. Tutti i soldi che abbiamo pagato noi italiani. L'accoglienza non dovrebbe essere un affare e non dovrebbe essere conveniente, dovrebbe essere semplicemente giusta quando è giusta. E quando è giusta l'accoglienza? L'accoglienza è giusta in due casi. Uno, quello caritatevole della misericordia per chi ha bisogno e scappa da una guerra. Ecco perché non è accettabile, non è sostenibile, non è giusta l'accoglienza di chiunque senza verificarne la bontà dell'atteggiamento che c'è, la bontà dell'obiettivo di vita che c'è, perché voi sapete che l'Italia è da troppi anni una piattaforma di sbarco. Ecco, questa non è accoglienza evidentemente. Così come non è accoglienza lo sfruttamento che c'è. Infine, la seconda domanda, quella per cui il responsabile dei migranti ha detto una cosa, in questo caso giusta, ha detto una cosa molto sbagliata, ma l'ha detta in buona fede, secondo me. Non è più conveniente, non doveva mai essere conveniente l'accoglienza, non è un business. Il secondo aspetto è che gli italiani non vogliono più fare certi lavori, ed è pur vero, Daniela, perché molti lavori purtroppo gli italiani non li fanno più, ma non sto parlando solo di quelli più duri o più difficili che pure abbiamo fatto nella vita come comunità e società, ma neanche quelli che ti portano via del tempo. Penso a lavorare in un ristorante, in un albergo, nei momenti di festa per gli altri. È sempre stato un lavoro, anche un lavoretto, no? Che magari aiutava lo studente universitario a pagarsi quello che non riusciva a pagare la famiglia o altri. Ecco, non si fa più. Allora c'è un problema certamente da affrontare di questo tipo di cultura del lavoro, di rispetto del lavoro, e infine chiudo, è quello del grande problema che abbiamo tutti, non della manodopera, dell'umanità, perché guardate che in questo momento, con le poche nascite che ci sono, nel 2030 avremo dei problemi, ma nel 2050 avremo grandissimi problemi, e io non posso pensare che la mia nazione sia solo una piattaforma di sbarco per chiunque non riesca, ecco, a risolvere il proprio problema di vita a casa propria. Ecco, quindi insomma, alla domanda, il fatto che manca la manodopera, i migranti in questo momento comunque servono. Sì, e serve che siano regolari nell'arrivo, non regolarizzati all'arrivo. È molto diverso. Qualche anno fa io ero già assessore al lavoro, il ministro era il ministro Sacconi. C'era una divisione del Ministero del Lavoro che io ho suggerito all'attuale ministro di ripristinare, che era una direzione dedicata proprio al tema delle migrazioni, flussi, quote, autorizzazioni, ma non quote per numeri come è accaduto nell'ultimo periodo, ma anche per qualità del lavoro. C'è un fabbisogno di X lavoratori della terra o per l'agricoltura, c'è bisogno di un X fabbisogno di saldatori, sono solo 2 delle questioni aperte. Ebbene, si andava a lavorare con i paesi di origine e nel giro di breve, ma regolarizzati, cioè con un documento di partenza, un documento di arrivo, delle responsabilità, queste persone venivano a lavorare in Italia e poi magari avevano l'aspettativa di vita di rientrare. Ecco, tutto questo, cioè la regolarità, che non è regolarizzazione come è avvenuto con troppe volte e molto con una certa mentalità di sinistra. Chi arriva qui è già di per sé sanato, qualsiasi cosa lui faccia, come arrivi, se arriva con barcone, senza documenti, ammalato, chi se ne frega, tanto paghiamo noi. È sbagliato. Noi dobbiamo riprendere i flussi regolari con i paesi di origine, con dei rapporti forti. Parliamo anche invece, ne abbiamo parlato davvero spesso nelle nostre edizioni, caro bollette, aziende
È allarme anche per l'occupazione, molti dicono partiranno, sono già partiti le casse integrazioni. Sì, è così perché un'azienda non riesce a vedere arrivare una bolletta di 130, 140 volte, 240 volte tanto. Cioè l'aumento è insostenibile per il piano di lavoro che un'azienda si fa in termini di costi di produzione, costi complessivi del proprio personale, ma sono parte di costi della produzione, e pagamento delle materie prime, trasformazione di queste. Ecco, le nostre aziende oggi stanno facendo un ragionamento: mi conviene rallentare, mi conviene quindi mettere le persone in cassa integrazione, non accogliere ulteriori, diciamo, commesse, perché non riuscirei a farvi fronte, perché mi costa di più lavorare che non tenere, diciamo, il minimo. Il problema è quando si renderanno forse conto che nemmeno tenendo al minimo ce la si fa, perché i costi sono così alti. E nel frattempo avremo impoverito tutta la nostra azienda, perché un lavoratore in cassa integrazione, Daniela, arriva a prendere 750, 800, massimo 900 euro al mese, e lo stesso lavoratore ha a casa la bolletta da pagare, i costi, la famiglia. Quindi è questo è veramente un grosso pericolo. Questo governo almeno lo ha presente rispetto ad altri che parlavano abbastanza in modo teorico delle questioni. E il presidente Meloni ha già dichiarato, e non solo dichiarato, ormai ci ha abituato in pochi giorni, credo ormai un mese, no, di governo, un poco meno di un mese, che questo è un governo che non parla prima ma dice le cose che ha fatto. Io so che stanno lavorando, come tutti noi lo sappiamo abbastanza, che c'è un decreto aiuti specifico che aiuterà proprio le imprese e le famiglie, perché il tema di rimanere il lavoratore attivo e non in cassa integrazione e l'azienda capace di produrre è fondamentale. Un'ultima domanda, Assessore, abbiamo visto che lei è stata in vari grossi gruppi industriali, tante le criticità. Com'è la situazione ora? Noi la monitoriamo sempre, Daniela, quindi quello che posso dire è che questa mattina, così vi anticipo una notizia che sarà battuta nel primo pomeriggio, ma voi avete la compiacenza di invitarmi qualche volta a questi TG, quindi è un'occasione anche per dire le cose in diretta. Oggi noi abbiamo risolto una realtà che era l'Alternapack di San Piero in Gu. Stiamo parlando di un grosso gruppo che faceva packaging e quindi anche cose di pregio, perché dopo il Covid in particolare sembrava un settore in grande crescita. Eppure questo gruppo, che è europeo, ha deciso di chiudere la nostra azienda di San Piero in Gu, lasciando a casa centinaia di lavoratori. Ecco, noi abbiamo lavorato con l'unità di crisi in silenzio, monitorando quotidianamente, lavorando con il territorio, con i sindacati che sono stati straordinari, come sempre i sindacati in Veneto, guardate, ve lo dico perché è giusto che sia di conforto. Sono rappresentanti dei lavoratori che sono molto responsabili e consapevoli, non fanno solo la battaglia di retroguardia, no? Quella difendo il mio posto, difendo la produzione dell'azienda. Ecco, abbiamo trovato un nuovo acquirente. Abbiamo trovato un nuovo acquirente che ha già assunto 35 lavoratori che dal 1° di novembre sono tornati in produzione e ne ha in progetto di assumerne altri 30. Chiede alla Regione di accompagnarli. Dice oggi aver investito in Italia era per noi fondamentale perché dovevamo portare della produzione dal resto del mondo in Europa, ma i costi di produzione in Italia sono troppo elevati. Ecco, io per un momento do un respiro di sollievo, ve lo restituisco. Il Ternapack l'abbiamo risolta, abbiamo un nuovo acquirente, si chiama Great View, ma il problema è che tutte le nostre imprese stanno soffrendo drammaticamente dei costi energetici. Assessore, la ringrazio. Grazie davvero. A voi. Grazie anche per queste ultime notizie. Grazie Assessore, e, ci vediamo sicuramente presto. Noi ci spostiamo ora a Padova perché l'abbiamo detto ieri nei nostri telegiornali, una influencer, una donna, una ragazza, anzi, ha deciso di intervenire chirurgicamente per non avere figli. I pro e contro di quello che è accaduto lo sentiamo da Valentina Visentin. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno Daniela, qui nel Padovano, ma non solo, perché la polemica ormai ha un respiro nazionale, sta facendo discutere il caso di questa influencer di Massanzago che ha deciso con un intervento di rimuovere le tube per non avere figli. Qui con me c'è il dottor Gianfranco Iorizzo, che è coordinatore nazionale del Comitato Percorso Nascita del Ministero della Salute, responsabile del servizio di medicina prenatale dell'USL 6 Euganea, che ci spiega un po' il fatto che questa ragazza, ha detto anche ai nostri microfoni, ha incontrato spesso il rifiuto dei medici quando chiedeva di sottoporsi a questo intervento. Perché? Certo, perché l'obiettivo del nostro Servizio Sanitario Nazionale è quello di migliorare le condizioni di salute dei pazienti, migliorare le condizioni di salute qualora compromesse. Nel momento in cui il paziente accede a noi gli cerchiamo la miglior via mantenendo fede alla demedicalizzazione, cioè riducendo interventi chirurgici e atti terapeutici, e quindi se ci viene chiesta la pianificazione familiare, noi prima spieghiamo in modo consapevole, soprattutto a una giovane ragazza, che esistono i primi metodi che sono il conto dei giorni, il test del muco, c'è la pillola anticoncezionale, c'è l'anello vaginale, c'è il cerotto, c'è la spirale, poi c'è la spirale medicata o il dispositivo sottocute. Cioè abbiamo un ventaglio di possibilità terapeutiche non invasive nel 2022 che certamente si possono sostituire ampiamente all'intervento chirurgico. Arrivare all'intervento chirurgico noi ci arriviamo se hanno dei criteri di eleggibilità che devono essere intanto un'età materna, che abbiamo posto, le società scientifiche da ormai 30 anni l'hanno identificata intorno ai 35 anni, aver avuto uno o più figli oppure essere stati sottoposti a uno o più cesarie, allora lì è indipendente dall'età materna. Altrimenti ci sarebbe un accesso indiscriminato perché comunque ha i suoi rischi e benefici e la parte chirurgica non solo di questa regione ma di tutte le regioni italiane ha una serie di priorità che prima sono interventi oncologici, poi gli interventi di emergenza e poi ci sono questi che vengono chiamati interventi elettivi. La ragazza l'ha fatto a 23 anni, era molto giovane quindi all'epoca. Certo, a 23 anni si è talmente giovane, siccome il tasso demografico si è completamente modificato, l'età per pianificare una gravidanza è circa 32 anni, chiunque medico cerca di condurre la paziente, anche se ha un profilo psicologico, se una è affetta da una grave disabilità, noi li accettiamo a qualunque età per fare questo tipo di intervento e quello è un atto dovuto, altrimenti si cerca di rendere più consapevole la paziente di arrivare almeno ad un'età in cui raggiunge la media della pianificazione familiare delle altre donne. E allora ringraziamo il dottor Gianfranco Iorizzo e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina, grazie anche al tuo ospite. Ora invece io torno a Treviso per parlare, eccolo qui, lo vedo, mi scuso anche per averlo fatto attendere, l'avvocato Stefano Pietrobon. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei dottoressa, buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando. Dunque con lei invece affronto uno degli argomenti che insomma è stato affrontato anche dallo stesso ministro Nordio quando è venuto nel Veneto, un po' un problema che riguarda tutti i tribunali, la carenza di organico e giustizia, l'abbiamo messo in titolo, giustizia in affanno, avvocato. Sì, diciamo che la riforma Cartabia, l'introduzione della riforma Cartabia che è stata spostata alla fine dell'anno perché è stata introdotta senza che si assicurasse la disponibilità delle risorse e degli strumenti per poterla mettere in atto efficacemente. La riforma Cartabia ha costituito l'ennesima occasione per parlare della giustizia, dello stato della giustizia in Italia. Ho ascoltato l'intervento del ministro Nordio, ma avevo sentito un suo intervento anche a Treviso in campagna elettorale e certamente i guasti che anche lui sottolinea sono noti a tutti. Ieri ho partecipato a un convegno proprio sulla riforma Cartabia e ho ascoltato un magistrato di Venezia che riferiva come le richieste presentate dalla Procura per l'adozione di una misura cautelare, quindi richieste di adottare un provvedimento che contenesse le condotte e i movimenti di un indagato, fondate su gravi indizi di colpevolezza, giacciono per mesi se non anni prima di essere evase dall'ufficio del GIP, che è il giudice che deve disporre queste misure. Uno dei tanti aspetti che però che rappresenta un termometro
della situazione, ma che ci dice che la febbre ha superato la soglia della tollerabilità. Ecco, la situazione l'abbiamo vista, ne abbiamo parlato tante volte a livello di processi, a livello anche proprio di svolgimento di misure cautelari, come diceva lei, è difficoltosa. Che cosa si aspetta dal ministro Nordio? Le ho detto, sicuramente questa è la prima cosa su cui prenderò dei provvedimenti. Allora, bisogna sempre, come anche riprendo le parole dell'assessore Donazzangelo, cercare sempre di trovare nel proprio foro interno ragioni di ottimismo. Non ne trovo tante in me. Nel senso che le parole del dottor Nordio riecheggiano quelle già sentite 1000 altre volte. È un problema di programmazione, è un problema di risorse economiche, di risorse umane, di mentalità, e la riforma Cartabia non mi pare che sia, diciamo, la panacea di tutti i mali. Adesso non è questo il momento, diciamo, per approfondire i vari aspetti di quella riforma legislativa, ma ha introdotto, proprio con riguardo alle procure, e qui faccio riferimento al grido di dolore del procuratore di Treviso, comporta un aggravio per le procure notevolissimo. Procure che sono, quella di Treviso certamente, ma non solo, sono già, appunto, come dice il titolo, in affanno. Dicevo risorse economiche. Mi perdoni la battuta un po' abusata, non si fanno le nozze coi fichi secchi. L'Italia è un paese impoverito, spero che gli italiani se ne siano resi conto, e certamente il numero di assunzioni che sarebbe necessario per porre rimedio non è compatibile con le disponibilità finanziarie, se dobbiamo far fronte alle bollette e a tanti altri problemi che ben conosciamo. Ma è un problema, mi permetto di dire, anche per spostare un poco i riflettori, un problema di mentalità e di assetti organizzativi. E faccio un altro esempio, se me lo consente. A Treviso, in questi ultimi anni, sono stati immessi in ruolo diverse figure professionali, gli impiegati amministrativi. Di recente, 2 di questi, appena arrivati, hanno chiesto di essere collocati in aspettativa sindacale e hanno fatto rientro nella loro regione di origine, che dista alcune centinaia di chilometri da noi. Allora, io non voglio, per carità, vietare l'attività sindacale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, però lei capisce che se ci dobbiamo scontrare con questi problemi, cioè quello che entra dalla porta mi esce il giorno dopo dalla finestra, è evidente che bisogna pensare, o meglio ripensare, la ristrutturazione degli uffici giudiziari. E sempre, se mi consente un ultimo minuto, certo, qui devo purtroppo introdurre un spunto polemico, ci sono molte situazioni nelle quali i magistrati della procura tardano ingiustificatamente l'adozione di determinati provvedimenti senza che ne paghino mai le conseguenze, perché la magistratura fa muro ovviamente su ogni tentativo di introdurre, o meglio di rafforzare, il principio di responsabilità personale dei propri comportamenti. E quindi voglio dire, va bene prendersela con lo Stato che non invia personale amministrativo, ma purtroppo una volta di più devo assistere al fenomeno tipicamente italiano per il quale la responsabilità è sempre di qualcun altro. Anche proprio sugli avvocati, perché ovviamente tutta questa situazione non ricade solo sulla magistratura, ma anche proprio sugli avvocati, che poi con la magistratura devono raffrontarsi. Assolutamente sì. Allora, gli avvocati, l'avvocatura ha delle grosse responsabilità, non si può chiamare fuori, come invece spesso fa. Determinati comportamenti e atteggiamenti degli avvocati di sicuro non giovano al buon funzionamento della giustizia. E se vuole poi le farò degli esempi. Rispondo di quello che dico. Ma è anche vero che l'avvocatura si trova, diciamo così, tra l'incudine e il martello, svolge un'attività di mediazione tra l'utente e
il titolare del potere giurisdizionale e deve spiegare all'utente le ragioni di questi ritardi, e l'utente non sempre riesce ad accettare l'idea che non è l'avvocato il colpevole di questi ritardi. E quando parlo di ritardi, naturalmente non parlo solo della giustizia penale, perché viene enfatizzato il problema della giustizia penale, ma devo ricordare una volta di più che il vero cancro del sistema giustizia in Italia è nel settore civile. Avvocato, dunque la situazione è un po' un cane che si morde la coda, perché è una situazione difficile da cui è difficile uscire. Se ne parla tanto, la speranza è che il Ministro possa attuare possa prendere almeno qualche provvedimento e soprattutto nell'organico, perché se non ci sarà quello la situazione rimarrà purtroppo così ferma. Sì, il Ministro Nordio lo conosciamo tutti, ha lavorato quasi sempre nel Veneto, è una persona di grande energia, di ottime idee, è una persona che ha a cuore il proprio lavoro e quindi certamente la sua via è lastricata di buone intenzioni. Si tratta di capire se queste intenzioni troveranno corrispondenza nelle esigenze di altri settori della pubblica amministrazione che reclamano soldi e risorse, e soprattutto se da parte dei protagonisti, quindi il personale magistratuale, il personale amministrativo e la magistratura, sapranno guardare anche al proprio interno e correggere storture e difetti ancestrali. Avvocato, io la ringrazio, speriamo di averla qua in studio presto, anche per fare un po' il punto della situazione, situazione difficilissima, lo sappiamo, in questo momento in tutti i tribunali, non solo in quello di Treviso. Abbiamo visto anche quello veneziano, fra l'altro, che è preso peggio, se posso, lasciatemi il termine, rispetto a quelli del Veneto. Grazie davvero, avvocato, grazie e buon lavoro. Sarà un piacere ritornare, grazie a voi, saluto tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. I titoli dei giornali nazionali, partiamo dal Giornale che punta sui migranti, ne abbiamo parlato fra l'altro proprio in apertura di questa edizione. Migranti, gas e diplomazia, la missione di Meloni al G20 e poi un'inchiesta li lasciò morire, l'inchiesta smaschera l'ipocrisia francese sui migranti, e poi ecco perché il braccio di ferro con Macron è utile. Ma ancora poi ci spostiamo, andiamo al Corriere della Sera che invece punta su Gemmato, un caso, le parole del sottosegretario sui vaccini. Letta risponde: non può restare in carica, dunque le parole contro probabilmente i vaccini. E poi lo vedete, Meloni al G20, ne ha parlato anche il Giornale, faccia a faccia con Biden, colloquio di quasi un'ora, poi bilaterale con Erdogan. Invece vediamo, ci spostiamo alla Repubblica, dove lo vediamo in primo piano, Meloni quasi un'ora di colloquio con Biden, punta ovviamente al G20 e poi ancora la bufera su Gemmato, sottosegretario alla salute e Fratelli d'Italia, scettico sui vaccini, ed ancora Letta e Calenda deve dimettersi subito. Questi ovviamente i primi titoli dei giornali nazionali. Io tornerei ancora sulla cronaca e poi invece vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qua in studio con il blitz della Digos nelle abitazioni di alcuni militanti di Casa Pound, considerati gli autori delle scritte neonaziste comparse lo scorso 28 ottobre sui muri di Padova. Nella notte del 28 ottobre avevano imbrattato i muri di Padova con scritte nostalgiche nei confronti del fascismo. Una su tutte inneggiava l'anniversario della marcia su Roma, 100 anni di fascismo 1922-2022. Un gruppo di militanti neofascisti appartenenti a Casa Pound, autori dei vandalismi, sono stati denunciati dalla Digos di Padova, che ieri mattina all'alba ha perquisito le loro abitazioni e la sede del movimento di estrema destra in Riviera Paleocapa a Padova. 5 tra i 20 e i 30 anni residenti in provincia sono stati denunciati per i reati di apologia di fascismo e danneggiamento aggravato. Le scritte erano comparse sui muri di alcuni palazzi storici del centro di Padova, in particolare in via del Santo, nella sede della Facoltà di Scienze Politiche, e in via Barbarigo al Liceo Scientifico Nievo.
La procura aveva immediatamente avviato le indagini. Nelle abitazioni dei 5 militanti, uno di loro con un ruolo all'interno di Casa Pound, sono state trovate bandiere naziste con svastiche, una bandiera della Repubblica Sociale di Salò, riviste e materiale di propaganda neonazista, una mazza da baseball, moltissimi fumogeni e torce illuminanti. Ritrovati anche caschi e passamontagna e le bombolette spray utilizzate nel raid vandalico. Ed ora andiamo invece nel Trevigiano, ancora razzie nelle abitazioni in una Marca sempre più bersaglio dei ladri, stavolta nel mirino Zero Branco. Sono stata chiamata dalla mia vicina che mi ha detto: guarda Aurella, avete i ladri in casa, perché abbiamo sentito sbattere sulla porta e l'allarme che suonava. Quindi mio marito è tornato subito e ha visto la porta spalancata, praticamente tutta scardinata, e io nel frattempo ho chiamato i carabinieri. Loro praticamente sono entrati, sono andati nel piano superiore, in camera mia, e hanno aperto l'armadio e hanno fatto razzia dell'oro che avevo in armadio. 3 vie razziate in poche ore. L'incubo dei ladri in casa nella Marca non accenna a placarsi. Zero Branco nel mirino dei ladri scatenati ieri sera poco dopo le 18. Almeno 6 le abitazioni visitate tra via Bertoneria, via Bombena e via Visnò. Tra i residenti rabbia e paura. Alcuni di loro preferiscono non mostrarsi. Furto mega porta via dell'oro che avevo e danni mega rovesciato tutto, dai cassetti, dai armadi, rovesciato dappertutto. Siamo partiti ieri sera alle 18 e alle 21 eravamo a casa, nel tempo di 3 ore, sembrava niente. L'attrezzo che hanno usato per scassare la finestra, che col trapano l'hanno bucata. Tutto per terra e tutti i cassetti aperti, hanno buttato giù tutti i quadri per cercare probabilmente la cassaforte, però non abbiamo trovato impronte, non abbiamo trovato sporco. In una circostanza è stato asportato da una delle abitazioni anche l'apparato di registrazione delle telecamere di sorveglianza. La tecnica è sempre la stessa e i ladri sembrano molto esperti. È caccia aperta ai malviventi da parte dei carabinieri. Stamattina sono stata chiamata da un altro mio vicino che mi ha detto: Aurella, vieni a vedere il mio campo perché ho visto che ci sono collane in giro, roba che sicuramente sono cose che hanno scartato. Si ha tanta paura, insomma, anche perché ho sentito che non sono venuti soltanto qua, ma hanno girato anche su altre case. Dunque ora andiamo invece a Padova con la carenza di personale, turni massacranti dopo l'incontro in prefettura con la dirigenza. I pompieri padovani annunciano scelte drastiche. I vigili del fuoco padovani proclamano lo sciopero. Dopo il tavolo in prefettura con il dirigente, la rottura. Ora i tempi saranno stabiliti con la commissione di garanzia per i servizi pubblici essenziali. Purtroppo da parte del dirigente di Padova c'è stata una totale chiusura. Non intende colloquiare con le organizzazioni sindacali e a questo punto siamo costretti a indire uno sciopero provinciale. I sindacati denunciano una carenza di personale che va ad incidere sui servizi che vengono forniti alla cittadinanza. Le squadre al lavoro in città sono poche. Troppe volte, dicono i rappresentanti sindacali, vengono chiamati in aiuto squadre da altri presidi, allungando però i tempi di intervento. Alla seconda chiamata di soccorso potrebbe arrivare una squadra di Abano Terme o di Piave di Sacco, se disponibile, altrimenti da Cittadella o da Este. Questo è un grosso problema perché comunque in caso di incendio vi posso lasciare immaginare cosa potrebbe succedere. Da parte della dirigenza, dicono i rappresentanti dei lavoratori, c'è stata una chiusura totale che ha inevitabilmente portato ad una rottura. Non è possibile che una città come Padova, una provincia come Padova, che ha 1 milione di abitanti all'incirca, abbia in servizio poco più di 20 persone. Ed ora invece vi presento le ospiti che ci hanno raggiunto qua in studio e sono dell'Associazione Amiche per la Pelle. Parliamo di un calendario importante. Intanto ve le presento subito, che sono Manuela Tonon. Buongiorno. Ciao Daniela. Daniela, grazie. Come promesso siamo qua per presentare il calendario. Ed Asia Franzin. Buongiorno. Grazie mille. Dunque, partiamo da questo calendario, ve lo faccio anche vedere. Sì. Amiche per la Pelle.
Un calendario, che significato ha questo calendario per voi? Poi oggi faremo parlare Asia, che si è rivelata bravissima. Un calendario per noi significa tanto, perché c'è tutta la preparazione del calendario, ormai è il terzo anno che facciamo il calendario. Valentina, che è la nostra vicepresidente, ci pensa mesi su come farlo, insieme naturalmente a Silvia Cappelletto, la nostra giovanissima fotografa veneziana. E loro ci pensano veramente mesi su come fare, dove andare, e quest'anno le location bellissime sono i più bei teatri del Veneto, e quindi anche un momento oltre di bellezza, di gioia, di preparazione per le nostre ragazze, è anche, diciamo, secondo me un bel motivo, un bel promozione del nostro territorio, che è molto bello. Domenica avevamo il sindaco Conte con noi, una delle foto è stata fatta al Teatro Comunale di Treviso ed era, direi, anche molto orgoglioso, insomma, perché... Ecco, e vogliamo però spiegare magari ai telespettatori, queste donne sono donne che hanno avuto tutte un grosso problema, diciamo, chi più chi meno, siamo tutte pazienti, ecco, cioè io per prima, pazienti che hanno avuto il problema del tumore al seno. Asia è una delle nostre bimbe più giovani, perché ha 25 anni, e guardavo proprio stamattina i primi messaggi che ci siamo scambiate con lei, erano giusto di un anno fa. Esatto. Quando c'erano i primi timori, giustamente aveva appena ricevuto la diagnosi, che insomma a 24 anni non era proprio, vero Asia, esatto, delle migliori. Esatto, assolutamente. E abbiamo passato tante cose insieme, però è protagonista di questo calendario, ti abbiamo visto. Esatto. E quindi è stata, diciamo, una bella svolta, e poi, ma lo voglio lasciare dire a lei, perché... Ecco, io vorrei proprio intanto che Asia spiegasse un po' la sua esperienza, trovarsi con una patologia così importante, così grave, ad un'età così giovane, perché a volte le giovani dicono ma a noi non può capitare, invece purtroppo capita. Purtroppo è una situazione particolare, sfortunata, e sicuramente però è un grandissimo insegnamento. In primis proprio anche a riguardo della sanità, nel senso che si dà per scontato che a una ragazza di 20 anni possa succedere una cosa del genere, e invece purtroppo capita. Però io, come ho sempre detto anche domenica appunto al nostro incontro che abbiamo fatto per la promozione del calendario, è stato un momento in cui ho vissuto appieno questa esperienza, perché per me non è stato un limite la malattia, ma è stata una possibilità di crescita e di rinascita, e proprio questo secondo me è il senso del calendario, cioè mettersi in scena, essere protagoniste della propria vita. Dietro abbiamo una squadra incredibile che è l'associazione, che ci prepara sia a livello psicologico sia a livello fisico, e ti ritrovi veramente, soprattutto quando fai le terapie, a perdere completamente tutto, perché fisicamente perdi tutto. Ecco, che cosa hai provato quando hai scoperto di avere un tumore? Allora, inizialmente è stata comunque una sensazione assurda, perché, ripeto, non ti aspetti a 24 anni di avere una notizia del genere, ti aspetti tutt'altro, magari dici la risolvo con un intervento, e invece inizi ad entrare in un mondo che è assurdo, paradossale, ti sembra di essere catapultato in un altro pianeta. Però cambia la vita, cambia anche completamente, certo, il rapporto con le persone, anche il rapporto con te stesso soprattutto. Però l'ho sempre visto come punto di partenza, è stata per me una ripartenza questa. Cioè, se io riguarderò tra un anno questa foto, dirò cavolo, come ho detto anche domenica, io che percorso ho fatto, incredibile, ho cercato e sto cercando di tirar fuori una forza che pensavo proprio di non avere, e soprattutto sono fiera di me stessa. E quindi la malattia non è più un limite, ma è una possibilità, a mio avviso, di rinascita completa, di riscoprirsi. Posso definirla come viene definita ormai, insomma, è una guerriera. Certo, e vedi, ha già detto tutto lei, perché Asia
è fortissima. Asia già alle spalle aveva già, diciamo, un percorso impegnativo di suo in famiglia, insomma, posso dirlo, le era mancata la mamma, che lei era giovanissima, quindi questa cosa, anche se non arrivava, diciamo che andava bene lo stesso, vero Asia? Però Asia è forte, Asia è la nostra mascotte, insieme con Isabella che non è qui oggi, e hanno sta forza, sto sorriso che incanta. Asia ha sempre lavorato, è proprio nei momenti, insomma, così, però se no lei si è sempre data da fare, non è mai stata ferma, e questa è una forza. Poi ha trovato tutte noi che le facciamo da mamma, vero Asia? Ma forse anche la cosa bella qual è? Che effettivamente noi, nella nostra, tra virgolette, possiamo dirla sfortuna, certo, in realtà anche domenica mi sono resa conto che sorridiamo più noi di tante altre persone al giorno d'oggi. Anche perché si capisce l'importanza della vita. Forse chi non ha avuto, no è che non la capisca, però forse meno. No, è vero. Per voi invece cogliere anche l'attimo più piccolo, è importante. Se tu dovessi dare un consiglio alle ragazze, alle giovani della tua età, che cosa diresti loro? Allora, sicuramente di ascoltare noi stesse e ascoltare il nostro corpo, capire che effettivamente magari può esserci qualcosa che non vada, parlarne assolutamente, e anche sinceramente a una certa età iniziare a fare i controlli anche a livello mammografico, ecografico, quindi sì, un check-up completo, no? Come si suol dire. Ecco, e questa è una cosa che ti chiedo, a volte dicono la mammografia si fa a 40-50 anni, però in realtà forse servirebbe anticipare Questo poco ma sicuro, ma proprio anche a prescindere a livello ecografico, secondo me dai 18 in poi un controllo in più non è scontato. Posso chiederti come ti sei accorta tu? Perché magari ci sono ragazze che dicono ma io non mi accorgo, va tutto bene. Io semplicemente lo scorso agosto ero distesa a letto, mi sono grattata e ho sentito questa pallina, se possiamo chiamarla così. Io sono una molto ansiosa e quindi sono andata subito a farmi ricerche, eccetera, però un po' ingenuamente, nel senso che non vai a pensare a quello, vai a pensare a tantissime cose, perché ci sono tantissime cose, non è che per forza deve essere quello maligno. Anzi, la prima volta mi hanno pure detto che dovevo star tranquilla e di tornare tra 3 mesi, ma se io fossi tornata dopo 3 mesi magari io oggi non sarei qui. E quindi un controllo in più, un parere in più. Purtroppo non ci sono medici che tante volte colgono subito quella cosa. Noi per fortuna abbiamo nella nostra squadra dei medici, degli esperti fortissimi, tra cui il dottor Ballestrieri, che lui, oltre all'esperienza e alla bravura, ha il contatto umano, e anche questo è importantissimo. E questo serve. Il contatto umano prima di tutto, secondo me. E parliamo di questo calendario. In quali teatri siete state? Allora siamo stati, aspetta che non sbaglio, siamo stati prima di tutto alla Fenice, poi all'Olimpico di Vicenza, che è bellissimo, a Verona, naturalmente qui a Treviso, al Teatro Comunale di Treviso, e forse dimentico qualcun altro, perché io sai che siccome sono state Valentina e Silvia, io l'ho viste alla fine anche le foto, proprio perché tengono all'oscuro noi, fino alla fine anche loro non vedono assolutamente le foto, e quindi le vediamo solo alla fine quando sono, diciamo, da comporre. Il calendario, come sempre, noi lo destiniamo ad una particolare finalità. Quest'anno siamo molto orgogliosi di aver finalmente trovato una sede a Oderzo, e questa sede ci serve per tante cose. Come l'ha chiamata il dottor Ballestrieri domenica, sarà la nostra tana, la tana delle amiche. E qui noi faremo tutto quello che abbiamo in testa, ma tante cose ci verranno poi anche per strada. Non so, faccio l'esempio di domenica, il trucco. Sembra una banalità. Durante la preparazione del calendario c'è tutto il momento prima, è forse la parte più bella, il trucco, il parrucco, quindi c'è chi arriva che proprio non ha niente, magari sta facendo le terapie, e Alessandra, parlo sempre di te, lo sai,
e non si vede bene e non ha voglia. E invece, ecco perché vogliamo ricordarlo, ecco, sono persone, molte di queste stanno facendo delle terapie assolutamente importanti, sì. E quindi c'è questo anche a volte disinteresse verso di sé che invece ci deve assolutamente essere. Valentina le sgrida, le trucca bene e domenica eravamo tutte con il rossetto e ci sono anche i messaggi arrivati anche oggi che mano a mano si impara, anche chi non lo faceva prima, maggior ragione, diciamo, si prende cura di sé. Quindi tra le varie cose che abbiamo intenzione di fare sono anche dei corsi di trucco che servono per vederci bene, perché se sto bene, io dico sempre, è un momento di sano egoismo che ci fa stare bene. La frase fatta che noi che insomma ci adoperiamo tanto, il bene fa stare bene, cioè proprio io che faccio, che cerco di fare la mia parte, sto bene per me, magari faccio le 11 come ieri sera in ufficio perché rimango indietro, però alla mattina sono carica. Però anche il fare del bene a noi serve tanto, vero Asia? Asia si è messa il rossetto in macchina, l'ho prelevata dal lavoro, si è messa, mi ha detto va bene, va benissimo, perché è proprio il prendersi cura che ci serve, insomma, ci fa. E poi insomma chi ci vede dice ma guarda sta bene, e noi che ci guardiamo allo specchio la stessa cosa. Per chi volesse trovare il calendario, dove lo può trovare? Allora, il calendario nei prossimi giorni, adesso a breve, troverete nella pagina Facebook, che raccomando di seguire, la pagina di Amiche per la Pelle, e chiedo a tutte di seguirla. Più siamo, più contiamo, quindi per tante cose che noi, lo dico sempre, mi permetto di fare l'appello sempre qua, quando andiamo a bussare alle porte di chi ci deve in qualche maniera aiutare, e parlo sempre per le nostre finalità, più siamo, più contiamo. Quindi nella pagina Facebook entro pochi giorni troverete tutti gli indirizzi, saranno edicole, saranno bar, tutti quelli che negli anni scorsi ci hanno dato una mano, quest'anno avranno il recapito per il calendario, e naturalmente, siccome lo spediamo in tutta Italia, anche sempre scrivendo, perché ci sono le mail o nel sito o nella pagina, potrete fare richiesta e noi lo spediremo. E stavo dicendo, scusami, ci servirà per pagare la nostra sede. Ecco, tutte le spese. Ho lanciato domenica l'appello, adotta una sedia, perché abbiamo bisogno di sedie per diciamo, la sala riunioni dove faremo gli incontri con lo psicologo, con i vari professionisti, e abbiamo bisogno di sedie che dobbiamo pagare, e domenica sono stati tutti bravissimi perché hanno accolto l'appello. Ecco, quante donne fanno parte di questa associazione Amiche allora, per la Pelle? Scritte siamo un 150, però siamo tante di più, tante, perché a volte diciamo l'iscrizione è una pura formalità, che siamo quasi 5.000 sulla pagina, e siamo non solo naturalmente di Treviso, ma di Belluno, di Padova, di Venezia, l'amica Paola di Catanzaro che saluto, però è bello perché comunque poi facciamo gli incontri online che abbiamo iniziato a fare durante il lockdown, e continuiamo a fare, quindi in diretta su Facebook facciamo gli incontri con i professionisti, che può essere l'oncologo, il senologo, la ginecologa, e sono molto seguiti. Ecco. Asia, che effetto ti ha fatto, insomma, fare da modella per un giorno, fare un calendario e andare in questi teatri, fra l'altro, che sono bellissimi? Sicuramente è stato veramente un momento di condivisione assurdo e estremo, nel senso che siamo lì, tra di noi c'è un momento veramente di condivisione, e scerne, diciamo, dal concetto della foto. Certo. È proprio un momento in cui ci spogliamo della nostra essenza, della nostra anima, c'è una condivisione, e poi c'è Silvia, che è stata veramente pazzesca, perché lei va oltre quello che è la macchina fotografica, bisogna avere anche tatto e sensibilità in questo. È proprio un momento di condivisione, di amicizia. Ecco, tu ci raccontavi la tua storia, che è iniziata davvero poco tempo fa, non è tantissimo. Se tornassi indietro, che cosa, a com'era prima, la tua vita com'è oggi, trovando anche
queste persone, insomma, che sono diventate veramente, il nome lo dice, no? Amiche per la pelle. Io penso che adesso sto vivendo veramente la mia età, rispetto a prima. Forse ero arrivata a un punto in cui ero entrata nella mia routine e mi sono ritrovata a riprendere in considerazione tutto e tutti. Come dice spesso Manuela, anche tagliare i rami secchi, cioè rendersi conto chi c'è davvero, chi non c'è. E quando vivi questa esperienza, io sono partita che non sapevo niente, non conoscevo nessuno, soprattutto anche persone della mia età, dicevo cavolo, ma sono l'unica a vivere questo mondo, cioè questa realtà. E invece grazie all'associazione, conosciuta per caso grazie a un'amica che l'ha trovata su Facebook, mi sono sentita capita, mi sono sentita che potevo chiedere di qualsiasi cosa, anche cose tecniche, perché persone la vivevano. Hai avuto paura in un momento, perché io penso che trovarsi di fronte a una cosa così grave stravolge. Ci sono stati dei momenti molto particolari, soprattutto quando mi è stato detto Asia, si parte, 5 mesi di chemio, così. E io e mio papà ci siamo ritrovati veramente spiazzati, noi pensavamo magari uno fa un intervento, fa delle terapie un po' più blande, no, così 5 mesi che pensavo io fossero infiniti e in realtà adesso arrivo a distanza di un anno perché il 23 novembre ho fatto la prima chemio e dico, cioè, che è passato, basta. È un traguardo veramente incredibile, però da un lato sentivo come se prima o poi nella vita, è strano da dire, ma dovessi affrontare questa cosa, quindi l'ho fatto sempre a testa alta, sempre sorridendo e non mi sono mai guardata allo specchio dicendomi sei malata, perché per me invece è stato proprio un momento di tirar fuori tutta la grinta che dovevo tirar fuori. Lei è una forza ed è una forza che può aiutare davvero anche tante altre persone che magari sono più fragili. Assolutamente, e ancora non lo sa forse del tutto, però Asia sì, a volte dico che non mi rendo conto forse neanch'io di quello che ho vissuto. Però io mi ricordo il primo incontro era un convegno a Motta di Livenza, eravamo in diretta a Facebook e ci conoscevamo da poco, siccome io non vado sempre a pigliarle, l'ho chiamata e lei ha fatto un intervento bellissimo, era proprio all'inizio e ha raccontato un po', era anche l'inizio, diciamo, dico sempre, ci piace circondare, giusto Asia? Tu ti senti circondata, ecco. Ed è stata bravissima, cioè là si è visto cosa stava per uscire. Poi ci sono stati naturalmente i mesi, ma sono proprio passati anche veloci perché adesso ha i capelli corti, è proprio una figona, si può dire, anche in TV, però ci sono stati momenti un po' più difficili, però li ha superati bene, insomma, noi eravamo vicine per quel che potevamo, insomma. Certo. Questo è il calendario, altre iniziative ma adesso un po' alla volta, dai, adesso dobbiamo fare un po' di cose, tra cui tu sarai sempre con noi. E adesso pian pianino ci inventiamo perché ferme non ci piace stare e quindi sarà sempre una delle idee, una delle cose che farete prossimamente che possiamo magari anticipare. Adesso guarda, abbiamo il 2 e il 3 di dicembre, l'abbiamo anticipato domenica, 2 incontri molto belli. Allora, una cosa che succede sempre durante la malattia, come dicevo prima, siamo noi che abbiamo, diciamo, il problema, però chi ci sta intorno è molte volte in difficoltà, non sa come approcciarsi a noi, è difficile perché c'è chi si arrabbia, c'è chi non parla, c'è chi evita il discorso, quindi non è facile. Allora abbiamo pensato, insieme col dottor Mirko Casteller, il nostro psicologo eccezionale, vero, di riferimento, a queste 2 serate, diciamo una serata il sabato mattina dove faremo le MDR, quindi la tecnica, diciamo, che è stata usata, raccontavo proprio domenica, per i soldati al ritorno dalla guerra, quindi per buttare fuori quello che è proprio il trauma. Questi 2 incontri che si intitolano In salute e in malattia, quindi rivolto non solo a chi ha avuto il problema ma anche ai familiari, perché tante volte hanno bisogno di supporto anche i nostri familiari, gli amici, la mamma, il marito, perché non sempre siamo così allegre come in questo caso, tante volte siamo, diciamo, pesanti, ecco, diciamo così. Sicuramente si vive una situazione davvero difficile.
Noi siamo arrivati al termine, Sì. adesso fra un po' ci sarà la pubblicità, il meteo. Intanto prima vorrei ringraziare Emanuela Tonon per essere stata con grazie noi. a te sempre che ci sei. Asia, Grazie assolutamente, mille. perché ha un Grazie. sorriso davvero bellissimo ed è un esempio, deve essere un esempio Certo. per tutte le donne, non solo per Che le ce giovani, la ma si tutte può le donne. fare. Assolutamente. Fra poco, qualche minuto, ci sarà il nostro appuntamento con l'ULSS, parleremo di neurochirurgia spinale con la chirurgia mini-invasiva nelle patologie degenerative della colonna vertebrale. Vi ricordo invece questa sera, in prima serata, la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Raffaele Speranzone di Fratelli d'Italia, Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Marco Bonet del Corriere del Veneto e poi ci sarà il sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, e Francesca Guacci, l'influencer che si è operata per non avere figli. Ne avevamo parlato proprio durante questa edizione. Ci fermiamo, il meteo, qualche istante di pubblicità e poi subito dopo l'appuntamento con l'ASL. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Previsione del tempo per martedì 15 novembre. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, una perturbazione raggiunge il nostro territorio. Al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse sulla pianura, col passare delle ore nuvolosità in aumento con cielo ovunque coperto. Precipitazioni dapprima su Rodigino, in estensione via via anche al resto della regione. Temperature in calo, minime sui 4-9 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso con un po' di sole al mattino e nubi più consistenti nella seconda parte della giornata. Non si escludono locali piovaschi. Temperature minime sui 6-11 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Sul Trentino Alto Adige la giornata inizierà con delle nubi basse in alcune vallate. Altrove il tempo sarà abbastanza soleggiato ma con tendenza d'aumento della nuvolosità e nel pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime intorno ai 12-13 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.